ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, ringrazio Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. È stato un lavoro importante, abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità, l'abbiamo fatto con coraggio, tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale della nostra agenda amministrativa e del nostro programma amministrativo. Abbiamo dimostrato che non ci sono temi di proprietà di una coalizione, ma che tutti i temi possono essere affrontati anche dal centrodestra proponendo delle iniziative concrete. L'abbiamo fatto sul sociale, l'abbiamo fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto sull'ambiente, l'abbiamo fatto sul lavoro proponendo una forte integrazione degli istituti di formazione professionale e tecnica con il mondo delle imprese, l'abbiamo fatto sulle infrastrutture, abbiamo lanciato un programma coraggioso ma che parte dall'orgoglio dei grandi risultati ottenuti dall'amministrazione Zaia e con la prospettiva di guardare alla società dei prossimi decenni, che sarà una società più longeva, che quindi dovrà tener conto di questa circostanza per garantire servizi socioassistenziali a una popolazione che invecchierà sempre di più e alla quale va doverosamente data attenzione, con RSA attrezzate, con quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, con dei servizi socioassistenziali e territoriali a portata di mano, dei servizi per la prima infanzia, servizi educativi. Ci siamo soffermati molto su questi aspetti e ne sono orgoglioso. Siamo orgogliosi di averlo fatto perché sono i temi che interessano ai veneti e sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda politica. Abbiamo parlato molto anche di imprese, con un tavolo antiburocrazia. Una delle prime misure che adotteremo, oltre a istituire un assessorato al sociale, è quello di creare un tavolo di contrasto alla burocrazia per quanto riguarda appunto gli aspetti di carattere regionale, che ponga attorno a un tavolo tutte le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori economici.